Certezze ed incertezze attorno alla 49esima edizione del convegno sugli studi pirandelliani. La certezza è che la storica rassegna promossa dal professor Enzo Lauretta si farà. L'incertezza gravita invece attorno al futuro del Palacongressi del Villaggio Mosè, sede storica della convention pirandelliana. La questione è nota. Il sindaco Zambuto ha scritto una lettera alla regione chiedendo chiarimenti in merito alla vendita del Palacongressi, che figura tra i beni in vendita per ottenere liquidità. La struttura necessiterebbe però di una spesa di oltre 50.000 euro per il rinnovo della certificazione antincendio, che in un periodo di magre per le casse comunali risulta essere spesa dispendiosa. L'amministrazione comunale aveva proposto agli organizzatori del convegno il Teatro Pirandello, che però, stando alle parole del professor Lauretta, non soddisferebbe le esigenze in base all'alto numero di presenze attese. In soccorso del Centro Nazionale sugli Studi Pirandelliani è intervenuta la Fondazione Agire Insieme, presieduta dall'imprenditore Salvatore Moncada, che già si è speso per numerose opere civiche e culturali. Moncada ha offerto a Lauretta la disponibilità del Pala Moncada per garantire lo svolgimento dell'annuale rassegna dedicata allo studio dell'operato artistico del celebre drammaturgo agrigentino. Sentiamo per i dettagli il presidente del Centro Studi Pirandelliani e promotore della manifestazione, Enzo Lauretta. La mancata disponibilità del Palacongressi ha rischiato di far saltare il 49esimo convegno sugli studi pirandelliani. Adesso la Fondazione Agire Insieme ha dato disponibilità per il Pala Moncada. Noi avremmo preferito che la notizia ci fosse stata comunicata molto tempo prima. Comunque già circolava nell'aria. È strano che l'amministrazione comunale non si fosse accorta prima di questa scadenza del 9 novembre, scadenza dei permessi dei vigili del fuoco e dell'agibilità. Perché se avesse pensato prima a una soluzione probabilmente l'avremmo trovata, perché privare il convegno internazionale di studi pirandelliani, che ogni anno porta circa 1 migliaio di persone da 20-25 province italiane, privarle del Palacongressi significa privarli dell'interesse maggiore che ha il convegno di vedersi tutto riunito attorno a questi grandi temi pirandelliani. Il convegno perciò rischiava di saltare. C'è una fortuita circostanza favorevole. Il fatto che noi già fin dall'anno scorso avevamo pensato a realizzare un convegno anomalo, diverso da tutti gli altri, che funzionasse per laboratori, in maniera tale da interessare continuamente e direttamente in una funzione interattiva i giovani con i docenti e fare funzionare 3 laboratori, uno di lettura-scrittura su 2 testi di Pirandello, uno sul teatro e uno sul cinema. Per fortuna questi 3 laboratori lavorano separatamente, sicché abbiamo avuto la possibilità, grazie alla generosità di alcuni albergatori, di poter far funzionare questi 3 laboratori nelle sale degli alberghi. Rimaneva il problema, come lei ha accennato prima, della giornata conclusiva. Il sindaco di Agrigento con una lettera di stamattina ci offre la possibilità di andare al Teatro Pirandello, ma lui ben sa, per essere venuto ogni anno ai convegni pirandelliani e aver rivolto il suo saluto ai convegnisti al centro, che noi abbiamo circa 1.000 persone presenti. 1.000 persone non possono entrare al Teatro Pirandello, che è certificato per 550 persone. Parte tutto il problema del trasferimento di 1.000 persone dai vari alberghi ad Agrigento, i quali verrebbero con 20-25 pullman che dovrebbero attraversare. Ma a parte questa soluzione, abbiamo trovato la generosità di Moncada, il quale ci ha offerto il Pala Moncada di Porto Empedocle, ed è lì che faremo la conclusione del convegno giorno 8 alle ore 18. Quindi il convegno è salvo grazie a questa fortuita circostanza di cui parlavo prima e alla perseveranza, alla volontà nostra di doverlo fare.